La Fortitudo Moncada cade contro il Rieti. I biancazzurri hanno messo in mostra una pallacanestro solida nella prima metà di gara, giocando con raziocinio in attacco e mettendo una grande pressione difensiva soprattutto sugli esterni. Nuovo KO dei ragazzi di Ciani, il secondo dopo la Coppa Italia. I biancazzurri non riescono a battere il Rieti. Nel finale cedono il passo ai padroni di casa che vincono con il punteggio di 71-64. Agrigento ha costruito la vittoria nei primi due quarti, il Rieti ha azzeccato i tiri dalla distanza, ha alzato il ritmo ed ha vinto il match. È emblematico lo 0 su 2 dalla lunetta per Marco Evangelisti, lo scivolone di Bufford sul parquet e la testa china a fine gara di Piazza. La Fortitudo deve ritrovarsi. Nei primi due quarti Agrigento ha provato a scrollarsi di dosso la pesantezza dell'ultima settimana, ma nel finale hanno vinto i fantasmi. Rieti ha battuto Agrigento, vincendo sugli errori dei biancazzurri. Evangelisti torna alla doppia cifra, suoi 17 punti, ma non basta. La difesa di Agrigento si apre e Rieti non dà tregua. Dall'interno si respira un'area di delusione personale, di squadra, in tutti gli aspetti, perché avevamo raggiunto l'obiettivo, un grande obiettivo, non siamo stati in grado di onorarlo nel migliore dei modi, anzi forse nel peggiore, quindi c'è rabbia e rammarico per quello che abbiamo fatto. Venivamo da una settimana in cui avevamo vinto, e invece ci si è ricaduti in questa situazione, però di settimana in settimana cerchiamo di renderci conto che bisogna crescere in alcuni aspetti, perché sennò si rischia di arrivare a ogni partita con lo stesso risultato. In questo momento ognuno di noi, io per primo, deve essere capace di dimostrare di avere ancora questo tipo di energie e di fare tutto il possibile per dimostrarlo, perché poi alla fine, al di là di tutto, quello che contano sono poi i fatti, sono poi i risultati. E quindi la capacità non è solo quella di avere energia e motivazioni, ma è quella di trovare il modo per trasformare energia e motivazioni in una prestazione positiva, in un risultato positivo. Per cui, voglio dire, non lo leggo come assolutamente, ecco, come un abbandono, come una negatività, come qualcosa che non debba e non possa essere tradotto a livello di stimolazione importante, forte per noi.